in collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, bentrovati in questa calda estate. Panorama Sardo vi porta di nuovo a Ortacesus per la 7ª edizione Nel nome del pane. Sarà un'estate calda, sarà un pane caldo, ma soprattutto ne parleremo con il presidente della Proloco della Trecenta. Quest'anno il caldo la fa da padrona, ma non ci fermiamo. Non ci fermiamo perché la filiera ricade sempre nel mese di luglio, quindi come vuole il grano siamo presenti anche noi per la manifestazione. Storicamente luglio è il mese della mietitura, da secoli ormai. Voi qui nel Museo del Grano di Ortacesus farete rifare il percorso della realizzazione del pane sardo, ma soprattutto farete rivivere con delle degustazioni. Esatto, noi, i nostri panificatori preparano il pane, tutte le Proloco della Trecenta portano il loro pane, lo espongono in questa location presso il Museo del Grano di Ortacesus e diamo la nostra preparazione culturale alla gente che viene a visitare il museo. Non dobbiamo mai dimenticarci di ricordare che la Trecenta è il granaio d'Italia, lo è stato e probabilmente lo è ancora. E oggi per la cronaca il grano diventa un elemento di discussione internazionale, purtroppo, non in una chiave positiva, ma voi avete scelto di fare delle rievocazioni che portano ad antichi gesti, a una cultura che deve essere e deve rimanere identitaria come quella della nostra Sardegna. Esatto, come dici tu, la cultura delle Proloco non è una cultura economica, a noi interessa la cultura come ieri, oggi e domani speriamo si prepari il pane, specialmente che sia un pane genuino. E allora con queste osservazioni, con questi pensieri andiamo ad affrontare questa giornata di caldo in Trecenta, ma in una chiave identitaria con tutte le Proloco protagonisti e con tutti gli avventori che verranno qui al Museo del Grano di Ortacesus per parlarci di pane, ma non solo. Il nostro viaggio continua qui nel nome del pane, ci spostiamo a Ussana. Ussana, qual è la festa più importante della feste? Ne abbiamo alcune, San Sebastiano che è il patrono, Santa Maria, e ne abbiamo molte feste patronali, ne abbiamo molte. Però il pane oggi vi sta riunendo tutti? Sì, pane tutti, è ovvio, abbiamo terreni di grano e la tradizione è quello. La vediamo in procinto con dei rami di mirto, cosa deve fare? No, questo è per andare a pulire il forno perché stiamo infornando il pane, mi stanno aspettando. E allora noi la seguiamo. Andiamo.
Siamo ospiti già il secondo anno. Tra Proloco ci stiamo aiutando, stiamo lavorando insieme per dei progetti eccetera, questo è uno, infatti come avete visto c'è la maggior parte delle Proloco della Tregenta e stiamo cercando di valorizzare ancora di più il nostro territorio con queste cose, con queste, anzi quest'anno nonostante il caldo c'è tanta più gente rispetto all'anno scorso e siamo molto contenti di questa cosa. Voi cosa avete portato? Noi abbiamo portato il pane tradizionale di Senorbi, sono pochi pezzi che risalgono a 70-80 anni fa, si producevano in quel periodo, oggi con la panificazione è molto diversa, quindi li hanno riprodotti apposta per questa manifestazione dal panificio storico di Senorbi, di Dessì e Cancedda. E niente, ci fa piacere portarli e far vedere, noi che abbiamo già una certa età ci ricordiamo ancora della bontà di questo tipo di pane che ormai è sostituito dalla panificazione moderna che non ha più nessun contatto con, sia di gusto e di forma e niente, non posso dirvi altro, sono prodotti genuini col grano prodotto dalla Tregenta, la semola del nostro grano, niente, non posso dirvi altro perché è tutto qua. E in questa calda serata estiva incontriamo il protagonista, dopo tanti protagonisti, Antonello De Idda, il panettiere della Proloco di Ortacesus. Buonasera De Idda. Oggi quanto pane abbiamo fatto? Oggi ne abbiamo fatto parecchio, siamo intorno a un quintaletto. La cultura del pane identitaria, il grano, si porta avanti non con fatica ma con impegno. I giovani come reagiscono? Ma i giovani non ne vogliono neanche sentire di fare il panettiere, perché lavorare il lavoro notturno non piace a nessuno. In maggior parte lavorare nei panifici, che siamo adesso in questo periodo siamo a 60-70 gradi quando sforniamo il pane. Lei quando ha iniziato a... 12 anni, io ho fatto il panettiere io per bisogno, perché desideravo un pezzo di pane, famiglia molto povera. Con questo percorso che il grano in realtà... Prima era tutto diverso il grano, non era come oggi, prima zappavano, non mettevano diserbanti, era tutto diverso, ecco perché il pane è un po' diverso anche oggi, per quel motivo. Oggi il grano non ne zappano più, mettono diserbanti, a parte quello che certo, tutto esportato. Ma lei cosa prova quando sforna il pane così fumante e sa che quel pane è un pane che arriva dal lavoro della terra con prodotti naturali? Diciamo che noi siamo ancora un po' all'antica, lavoriamo con lievitazione naturale, infatti come produzione noi siamo all'avanguardia, ne facciamo molto pane, anche per i supermercati, perché il pane piace. Il pane quotidiano? Sì, sì. Senta, quando arrivano queste giornate che sono le giornate della mietitura, mi racconta un suo ricordo di quando era giovane? Ma il periodo della mietitura è stato sempre un problema per i panettieri, perché molti macinano il grano subito e la miscelano con la farina vecchia e i problemi poi ce li teniamo noi panettieri, perché il pane non esce come deve uscire. Quello è il periodo della mietitura, il più terribile per i panettieri.
Con tutto quello che si sente oggi con le cronache sul grano, senza approfondire, sapere che qui in Tregenta si può avere ancora questo prodotto naturale le fa piacere? Certo che mi fa piacere, infatti noi adoperiamo molto grano di prima qualità, sia di Senorbi che di San Luri Cellini, anche Cellini ci dà proprio la certificazione del grano biologico. E allora non ci resta che aspettare la sfornata del pane, noi l'attendiamo. Lo provate, che senz'altro è buonissimo. Signora, dai signora! C'è solo un modo per uscirne. Ma tutto questo da oggi finirà. Maccio Capatonda, Bebe Vio, la mia ragazza, la mia foto e la lentissima Diana Coleman. Muoviti! We Hybrid, il calma guidatore. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bentornati dalla pubblicità e siamo nella seconda parte sempre dello speciale Nel nome del pane qui a Ortacesus. Incontriamo la Proloco di Suelli, un altro territorio della Tregenta fondamentale per questo tipo di connessione. Oggi siete qui in 10 Proloco e state portando avanti il nome del pane e del grano soprattutto. Sì, il nome del pane e del grano della Tregenta. È il primo anno che noi partecipiamo a questa manifestazione e sembra un po' partecipata quest'anno. Che tipo di pane portate voi come Suelli? Portiamo su Givraggio di Suelli.
un pane fatto in casa, col forno a legna. C'è ancora la possibilità anche da voi di vedere queste, diciamo, proprio lavorazioni dal vivo e in modo artigianale, realistico? Sì, in alcune famiglie si fa ancora il pane in casa. Voi come festa principale cosa avete a Suelli? San Giorgio, vescovo di Suelli. Partecipare qui oggi è importante perché voi vi conoscete un po' tutti del circondario, però poi lavorare insieme è una buona iniziativa. Sì, è una bella esperienza lavorare assieme con le Proloco della zona. E questo evento è sicuramente però molto importante perché si inserisce bene in questo contesto, in quanto la Tregenta, come si è sempre detto, Tregenta di cui Ortacesus fa parte, era appunto il granaio di Roma, per cui nel nome del pane è un evento che si inserisce bene nel nostro territorio, perché la panificazione è sempre stata una cosa molto importante, costituisce il nostro patrimonio culturale, le nostre tradizioni, ed è giusto che le nuove generazioni conoscano e si approprino di queste tradizioni, perché costituiscono la nostra vera identità culturale. In un evento come nel nome del pane ci sono dei momenti che queste opere sembrano delle fotografie e sono state allestite qui al Museo del Grano a rappresentare cosa? A rappresentare un ritratto di grano, cioè una rappresentazione di uno degli elementi fondanti della cultura sarda. Il grano è noi siamo nel territorio principe per il grano, perché la Tregenta era addirittura il granaio dei Romani, e quindi ci sono delle tradizioni legate al grano qui in Sardegna che sono assolutamente affascinanti. Io per esempio cominciando a disegnarlo, i miei allievi mi hanno chiesto di fare questa cosa, cominciando a disegnarlo ho cominciato a scoprire delle cose tipo il pane della sposa, che è un pane incredibile, oltretutto mi sta dando delle ispirazioni per dei quadri psichedelici addirittura, perché ci sono delle immagini fantastiche, veramente interessanti. E quindi dall'antico in qualche maniera manteniamo degli stimoli per l'arte moderna, contemporanea. Prima o poi non saprai né chi sei né che fai, in quel sogno ti perderai. Le notti d'Oriente sono pura poesia di un mondo che ti attira a sé tra sabbia e magia. Le notti d'Oriente con la luna nel blu, non farti abbagliare, potresti bruciarti di passione anche tu. E dopo le bellissime immagini del nostro Antonio Carta della sfilata colorata che ha attraversato le strade di Ortacesus, troviamo un vecchio amico, nel senso di conoscenza, Osvaldo Pisu. Osvaldo, queste feste quanto sono importanti? Beh, sono importanti perché intanto promuovendo il territorio promuoviamo tutti i prodotti del territorio, quindi sicuramente diamo una mano d'aiuto a tutte le aziende grandi e piccole che operano nel settore specifico, in questo caso una cantina, ma anche il pane, anche i dolci e tutto quanto serve per fare sponsor, per propagandare i prodotti del nostro territorio. In questo caso il Settimo San Pietro. Anche lei arriva da un'esperienza decennale delle Proloco, ma quanto è importante
il volontariato è fondamentale per la gestione non solo di questi eventi dopo i 2 anni di pandemia, ma trovare Ortacesus che riesce a mettere insieme 10 Proloco, già questo è un buon successo. Beh, io intanto sono, come ex presidente di Proloco, faccio parte del consiglio regionale delle Proloco, quindi mi occupo sempre di Proloco. Riesco sempre, qui a Ortacesus è il 3° anno che partecipo, quindi ho una vecchia esperienza. Cerco di partecipare a tutte le iniziative per dare una mano a tutti i colleghi che si occupano di... La Trecenta è una zona della Sardegna che è dedita soprattutto al grano, ma non solo, al vitivinicolo, all'esperienziale, e oggi è l'ennesima dimostrazione che anche con le grandi temperature, con tutte le difficoltà, i paesi si uniscono e portano a casa un evento come Nel nome del pane. Assolutamente sì, il pane in vetrina, ma è in vetrina in generale la bellezza del territorio, della Trecenta, che fa sistema, che fa rete, che parte dalle eccellenze enogastronomiche del territorio per provare a creare anche un'offerta turistica esperienziale. Quella della filiera del grano è una peculiarità del nostro territorio, è importante investire in laboratori, in didattica e cercare anche di tramandare le tradizioni nelle varie generazioni. Colgo anche l'occasione perché questo davvero è un evento dove è possibile anche portare così a conoscenza il lavoro che si sta facendo in questi anni in regione. C'è una proposta di legge che riguarda proprio la filiera cerealicola affinché la stessa filiera, oltre da un punto di vista agricolo, si possa trasformare da un punto di vista turistico e didattico, creando itinerari, percorsi sensoriali, cercando di mettere in vetrina tutto quello che riguarda dal pane ai dolci, alla pasta, alla birra fatti con gli sfarinati sardi. Questo evento organizzato appunto dalla Proloco di Ortacesus, ma che richiama concetti tipici della Trecenta, che sono la vocazione cerealicola, la vocazione alla panificazione. Come Unione dei Comuni della Trecenta, oltre a sostenere iniziative di questo tipo che oltre a promuovere pane e agricoltura promuovono anche l'aspetto turistico attraverso spazi espositivi come quelli che ci saranno il 22 e il 23 luglio, stiamo anche lavorando a un progetto di valorizzazione del cibo da mettere nelle mense scolastiche e anche all'attivazione di uno sportello rurale proprio finalizzato alla conoscenza e alle opportunità da mettere in campo e quindi fornire supporto alle aziende agricole e anche al settore ricettivo per lavorare a cibi sani che nascono dal territorio. Il territorio della Trecenta ha un grosso potenziale proprio attraverso la creazione di filiera. Questa iniziativa è un'iniziativa che valorizza, ma poi c'è un processo di conoscenza e di valorizzazione che insieme a tutti gli attori stiamo cercando di fare insieme. È importantissimo perché bisogna che per sviluppare il territorio, è vero che abbiamo i fondi europei eccetera che comunque vengono spartiti con bandi per privati o pubblici eccetera, però l'interessante, perlomeno quello che noi vogliamo, è che il territorio tutto assieme sia convinto di questa possibilità che abbiamo, quindi lavorare assieme significa anche riuscire veramente a trovare lo sviluppo che serve al territorio. Noi operiamo col fatto che facciamo il nostro progetto, per la programmazione viene fatta partendo dal basso, quindi sentiamo tutti
tutte le persone che operano, sia imprenditori, sia sindaci, eccetera, sia le altre associazioni che ci sono, per dire cosa vogliamo fare con i soldi che ci arrivano per sviluppare il nostro territorio, e questo è il nostro compito principale, quindi fare l'animazione. Ecco perché anche con le Pro Loco, visto che il nostro impegno soprattutto è quello di valorizzare il territorio per quello che c'è, sia di risorse di patrimonio archeologico, ma patrimonio paesaggistico, eccetera. Dico sempre che è un territorio che non ha niente da invidiare a nessun altro, quindi possiamo veramente, se ci mettiamo tutti assieme, eccetera, riusciamo sicuramente a far sì che finalmente questo territorio abbia quello che merita, insomma, ecco. Presidente Piseddu, 2 giorni nel nome del pane che ha avuto numeri eccezionali, ancora le persone vanno ai punti di degustazione, centinaia di persone a Ortacesus nel Museo del Grano e 10 Pro Loco protagoniste. Diciamo che lo sforzo che abbiamo compiuto ha pagato. Ho visto che la gente ha partecipato, le persone si sono prodigate nel preparare la materia prima, ripeto, che è il pane. Una bellissima manifestazione e speriamo in futuro che migliori ancora sia in qualità che in partecipazione di persone. Ci sono stati numeri importanti, il caldo non ha fermato gli avventori, ma soprattutto ci sono state tante tipologie di pane, gli artigiani, tutti contenti, insomma. Diciamo di sì, ormai anche l'esperienza conta, essendo il 7ª edizione, e quindi diciamo che la preparazione paga. E allora dal borgo del Museo del Grano, con tante degustazioni, tante novità, mostre e soprattutto artigianato, è fondamentale stata la cultura del pane, del grano sardo qui in Tregenta. Vi lascio alle immagini del nostro Antonio Carta e linea alla regia. L'apparenza non inganna. Prima il piacere, poi il piacere. Al cuore si comanda. Le stagioni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche.
Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valentina Vezzali, se io mi dicessi due numeri, 45 e 19, 19 sono i mesi da sottosegretario al Ministro dello Sport della Repubblica Italiana, 45 vado sicuramente per difetto, sono le medaglie, i campionati del mondo, gli ori olimpici, la sesta donna più medagliata al mondo. Quale numero le dà più un fremito? Ma io nella mia vita non ho mai ragionato per numeri, ma per obiettivi, e devo dire che la scherma è stata una parte fondamentale e lo sarà sempre una parte fondamentale della mia vita, perché mi ha permesso di diventare la donna che sono oggi, una donna che ama lo sport, che capisce la valenza e l'importanza di far crescere i nostri figli, ma non solo, di continuare poi noi anche da grandi a condurre stili di vita sani e attivi, e quindi sono fortemente convinta che attraverso lo sport si imparino le regole, il rispetto delle regole, e quindi oggi, ieri come atleta, l'altro ieri come sottosegretario, oggi come responsabile nazionale delle sezioni giovanili delle Fiamme Oro e coordinatore della scherma e Pentaton, sempre delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, ho l'opportunità di poter far inculcare e far radicare la cultura sportiva nel nostro paese. Ricordiamo che siamo al ultimo posto per numero di praticanti sportivi rispetto al resto dell'Europa. Quindi c'è tanto da fare. Da Ministro, due cose che le è piaciuto aver portato a compimento e che le sono, come dire, di stimolo perché il Paese cresca ancora. Due cose. Da sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport sicuramente sono riuscita a centrare per me quella che vale una medaglia d'oro olimpica, l'inserimento della figura specialista degli insegnanti scienze motorie nella scuola primaria. Io credo che sia doveroso garantire ai nostri figli nell'era della digitalizzazione la possibilità di crescere imparando a conoscere il proprio corpo, e prima lo facciamo e meglio è. Oggi come oggi i ragazzi crescono e molto spesso si trovano all'età di 11 anni alla fine della scuola primaria senza saper fare neanche una capovolta. Questo non deve più capitare ed è fondamentale che la famiglia, la scuola e lo sport, che sono le tre agenzie educative attraverso le quali dovrebbero crescere i nostri figli, facciano il loro percorso tutte insieme per formare poi un cittadino consapevole, capace di poi vivere rispettandosi con gli altri. La seconda? La seconda, aver costruito un PNRR, un'impiantistica sportiva italiana, ben consapevole che la nostra Italia ha degli impianti carenti. Io stessa mi sono allenata per anni in una palestra, il Club Scherma Iesi, dove ci pioveva dentro, ricordo che mettevamo le bacinelle, oppure d'estate, essendo la struttura in cemento armato senza aria condizionata, la divisa da scherma è una divisa piuttosto importante con la maschera, e quindi so che cosa significa allenarsi in strutture non adeguate, oppure non avere la possibilità di poter praticare uno sport perché non esiste una struttura. Io credo che per poter praticare sport innanzitutto bisogna avere delle figure specialiste e quindi in grado di poter far crescere i nostri figli nell'ottica dell'insegnamento della specifica disciplina, ma soprattutto nell'ottica dell'essere educatori, e poi dobbiamo avere degli impianti dove poter praticare sport. Domenico Fioravanti,
straordinario atleta alle Olimpiadi di Sydney del 2000, 2 ori, il primo a conquistare i 100 e i 200, e quindi un ricordo indelebile. Poi, mentre ci si prepara, ventre in acqua, ad Atene 2004, da campione in carica qualcosa si rompe. Cos'è successo? È semplicemente successo che nella solita visita alla medicina dello sport mi viene diagnosticata una presunta malattia del cuore, o meglio, inizialmente hanno visto dei valori un po' anomali dell'ispessimento della parete cardiaca, e quindi mi hanno mandato per delle ulteriori visite, e di fatto da lì è finita la mia carriera. Quindi a 6 mesi da Atene ho dovuto smettere. Con quanto dispiacere? Con moltissimo dispiacere, perché alla fine comunque sarebbe stata la mia ultima Olimpiade sicuramente. Avevamo programmato il quadriennio olimpico ovviamente in funzione della preparazione per Atene, con il mio vecchio allenatore Castagnetti, e poi purtroppo, come spesso accade nella vita, non ci sono molte certezze e ogni tanto può capitare l'imprevisto, alcune volte positivo, alcune volte negativo. Adesso sei in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, al Forte Village. Com'è nato questo contatto a bordo vasca? Ovviamente a bordo vasca, no? Il contatto è nato tramite l'azienda, la mia azienda, che ho in società con altri 2 ex nuotatori. Quindi cosa è successo? Acron, il nome dell'azienda, è nata appunto dalla volontà di 3 ex nuotatori di creare, produrre e vendere prodotti per il nuoto, per le piscine, per le squadre agonistiche, e da qui è nato il contatto con l'ufficio sport qua del Forte Village, con Marco Pasquantonio, e abbiamo creato questa collaborazione per il quale forniamo un po' di materiale per la parte nuoto, e io mi presto un po' per la Swim Academy. Quindi cosa vuol dire? Che gli ospiti del villaggio, se vogliono fare delle lezioni di approfondimento, di miglioramento con me, lo possono fare iscrivendosi appunto alla Swim Academy. Vi state divertendo? Stiamo divertendo moltissimo, questo è già il 3° anno di questa collaborazione. Ovviamente il posto è paradisiaco e ho visto tanti villaggi, questo è sicuramente nella mia top 3. Senti Domenico, facciamo un po' una fotografia al nuoto italiano attuale e anche a quello mondiale. Qual è il tuo punto di vista? Io credo che la nostra nazionale italiana sia una nazionale sana, nel senso che ciclicamente riusciamo a sfornare campioni, quindi dopo l'abbandono alle gare di Federica Pellegrini abbiamo comunque avuto un traino con Gregorio Paltrinieri, Alessandro Miressi, Nicolo Martinenghi, però ecco la squadra è forte, ci sono i giovani che crescono, con Thomas Ceccon che l'anno scorso ha fatto un record del mondo del 100 d'orso, un record incredibile, quindi credo che in questi campionati di Fukuoka si possano ottenere delle medaglie importanti. Giancarlo, intanto la Sardegna è un po' una scommessa che da un po' di anni tu coltivi, ti piace continuare. Qual è la vera ratio di questa tua permanenza in Sardegna? Ho tanti bei ricordi, tante amicizie, da lontano go-kart che facevo. E dove? Sono venuto a correre anche qua. Grande amico a Porto Torres, che ancora ci sentiamo. E lì c'era un kartodromo. C'è anche il kartodromo, ci sono stato tanti anni fa. E la Sardegna, ragazzi, il periodo estivo ma anche invernale ti propone dei posti incredibili che ci invidiano in tutto il mondo. Ci vengo da tanti anni con la mia famiglia, da pochi anni ho scoperto il Forte Village e da quando l'abbiamo scoperto ci veniamo tutti gli anni. Perfetto. Senti, qual è la prima regola? Adesso è partito un ottimo spot, un ottimo claim pubblicitario per la guida sicura, per i giovani che si mietono da soli in queste notti assurde. Qual è il consiglio di uno che è stato pilota di Formula 1? Esatto, è un argomento molto importante, dove io ci metto tutto me stesso, ho dei figli e quindi capisco quanto sia importante questa storia, questa situazione. Abbiamo troppi incidenti durante soprattutto le uscite delle discoteche
incidenti a volte mortali, e questo non va bene, che dei ragazzi giovani perdono la vita perché hanno fatto una notte in discoteca, sono stanchi, hanno bevuto e si sono messi alla guida. Questo non deve accadere. Oltre a questo, io quello che consiglio, e sono testimonial di scuole guida che fanno dei corsi di guida sicura durante diciamo gli esami della patente. Mentre stai prendendo la patente fanno anche degli esami dei corsi di guida sicura importantissimi, che io lo consiglio, l'ho fatto fare ai miei 2 figli che hanno preso la patente, e lo farei obbligatorio. Questa è una cosa importantissima. Senti, tu quanti anni hai gareggiato in Formula 1? Di questi, tanti, mi pare più di 200 Gran Premi, centinaia di punti, diverse pole, giusto? Dico bene, sì. Esatto. Alcuni giri tuoi sono stati registrati come tuttora tra i migliori, eppure parliamo di macchine, di attrezzature, di piste, insomma, differenti. C'è un anno in particolare, hai vinto 4 Gran Premi, sbaglio? Ecco, intanto tra i 4 Gran Premi qual è quello che ti è rimasto un pochino di più nel cuore? Tutti importanti, ma uno un pochino di più? Ma sai, innanzitutto sì, come hai detto tu, 14 anni in Formula 1, 231 Gran Premi, tante vittorie nel corso degli anni, vittorie in Formula 1, campionato del mondo costruttori 2005-2006, 2 volte vincitore delle 24 ore di Le Mans. Mi sono tolto tante soddisfazioni, anche quella di essere un pilota Ferrari, tuttora sono in attività, corrono le gare endurance, e tutte le gare, insomma, che ho fatto hanno una loro storia, ma ovviamente quelle che ho vinto sono uniche, sono particolari, compresa la 24 ore di Le Mans. Forse la prima che ho vinto in Formula 1 nel 2003 è stata un po' un po' amara, perché qualcuno se lo ricorda, ci fu un errore cronometrico dopo una bandiera rossa e diedero la vittoria non a me ma a Raikkonen. Per un errore cronometrico di 12 secondi hanno poi, dopo aver fatto un appello, hanno riconosciuto la vittoria a me, e quindi mi è stata ridata la coppa 2 settimane dopo sulla pista di Imola. Però non avermi fatto festeggiare la mia prima vittoria sul gradino più alto del podio in Formula 1 è stato veramente dura e un po'... Insomma, non la dimentichi, non la dimentica. Sì. E invece quella che ti sembrava una gara facile, non si può dire, ma insomma... E pensavi di averla portata di mano e ti è sfuggita per niente? Ma sì, tanti anni fa, nel 98 o nel 99, neanche ricordo l'anno, ero in Benetton, in una pista al Nürburgring, una pista dove si stava asciugando, stava andando fortissimo, ero passato in prima posizione. Per un problema tecnico purtroppo ho dovuto abbandonare la gara e lì ci sono rimasto male. Chi erano gli avversari di allora, i più importanti? Parliamo di Michael Schumacher, Gerhard Berger, Jean Alesi, Mika Häkkinen, tanti, veramente tanti. Gente che... Alla fine è interessante perché le carte non cambiano, sono quelle, e alla fine dei conti c'è un risparmio di gomme usate alla fine del Gran Premio, fare la differenza? Che può fare la differenza, quindi dobbiamo parlare e pensare anche alla sostenibilità. Perfetto. Ultima. Qual è il pilota che ti piace di più? Ma io ero Oppure un tre, così non si offendono, dai. grandissimo tifoso di Niki Lauda, grandissimo tifoso poi di Ayrton Senna, onorato e orgoglioso di aver corso con Michael Schumacher e di averci condiviso diversi podi. Piloti attuali abbiamo dei grandi piloti come Verstappen, Hamilton, Leclerc, insomma, grandi nomi. Grandi nomi, bene. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres.
Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nuova Toyota Corolla Cross Hybrid. Ogni giorno è una nuova avventura. Scopri l'ibrido Toyota più avanzato di sempre. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buongiorno a tutti, Slow Food è qui presente, abbiamo Slow Food Italia. La Sardegna ha un patrimonio inestimabile di biodiversità e ne fanno parte anche i formaggi e tutti i prodotti del settore lattiero-caseario, un patrimonio che necessita di essere tutelato e promosso sia a livello nazionale che internazionale. Oggi nella sala riunioni dell'assessorato all'agricoltura sono state illustrate le politiche, le iniziative, i prodotti stessi e i produttori che saranno presenti in occasione di CIS 2023, che si terrà dal 15 al 18 settembre nel comune di Bra, provincia di Cuneo in Piemonte. Più grande evento internazionale dedicato ai formaggi e alle loro biodiversità organizzato da Slow Food. Assolutamente sì, è una ripartenza importante, CIS è una manifestazione che torna ad essere internazionale dopo gli anni della pandemia che abbiamo vissuto. Torniamo ad avere produttori di formaggio, i formaggi al latte crudo provenienti da tutto il mondo. E la cosa bella è che avremo produttori di Sardegna, una terra che ha molto da dire dal punto di vista della pastorizia, della produzione di latte, della trasformazione del latte e di formaggi al latte crudo. Importante la collaborazione con Regione Sardegna, con la neonata Slow Food Sardegna, con la quale abbiamo già condiviso l'esperienza di Slow Fish a Genova, e quindi ci proponiamo di ripetere un'esperienza bella, entusiasmante, che in qualche modo possa portare delle economie buone al territorio per la salvaguardia della ruralità, ma anche per incentivare delle economie già esistenti sul territorio, come quella del turismo, che in qualche modo deve dialogare con l'enogastronomia, perché ce lo chiedono sempre più viaggiatori. Quindi la biodiversità sarà una connessione forte proprio per quanto riguarda il turismo esperienziale, che negli ultimi anni è quello che ha tenuto performante il modello Italia. Salvaguardare la biodiversità è un dovere che ci siamo dati noi come associazione, come Slow Food. La biodiversità però è quell'elemento e quella peculiarità in grado di attrarre sempre più turisti, perché i turisti e i viaggiatori vogliono entrare in contatto con le comunità locali, vogliono entrare in contatto con le autenticità del territorio, e che sono spesso rappresentate dalla biodiversità, che purtroppo negli ultimi 50 anni rischia tantissimo perché si assottiglia sempre di più. E allora quello che vogliamo fare è, attraverso elementi anche di grande attrazione come quello del formaggio, provare ad attrarre sempre più pubblico consapevole, affinché ognuno sia protagonista di una rinascita della biodiversità stessa. Slow Food si farà il garante di questi percorsi e di questa biodiversità
nei confronti dei consumatori, turisti o coloro che vogliono gustare dei piaceri della cucina. Slow Food è in qualche modo il promotore di percorsi ma anche di tematiche di grande attrazione, non solo turistica. Si pensi al tema di questa edizione di Cheese, il tema è quello dei prati stabili, il titolo è Il gusto dei prati. I prati stabili sono quei luoghi in cui perennemente crescono una grossa biodiversità di erbe e intorno ai quali si può produrre di fare dei prodotti di grandissimo valore come formaggi al latte crudo provenienti da latte in cui gli animali hanno brucato decine e decine di erbe. Questo è uno degli elementi, ma insomma poi però Slow Food si occupa anche di biodiversità a 360 gradi e quindi abbiamo tante progettualità che favoriscono proprio questo elemento. Slow Food Italia accompagna i produttori attraverso gli assessorati e tutte quante le regioni a dare vetrina proprio sulla qualità dei prodotti italiani perché sono eccellenti nel mondo e quindi Slow Food è importantissimo per promuovere il nostro territorio. Un evento che si terrà a settembre sempre in grande spolvero, un'Italia che si vuole posizionare sempre di più, visto le difficoltà del mercato e di quelle che sono le condizioni climatiche, di quello che è appunto la guerra ancora in atto. Parliamo per esempio il grano nelle cronache di questi giorni, ma l'importante è comunque partecipare, ad essere presenti ed essere coesi. Slow Food Italia ci aiuta tantissimo da questo punto di vista a mostrare l'eccellenza del nostro tricolore nel mondo. Pensiamo a tanto lavoro del governo Meloni, del ministro Lollobrigida, che ci aiuta tantissimo a far vedere l'eccellenza e la qualità dei nostri prodotti, non solo italiani ma soprattutto sardi. Al di là dell'evento di oggi, il vice premier Salvini è passato in Sardegna, non solo ha detto a fare delle inaugurazioni, e mentre con la Sicilia un ponte potrebbe essere la risoluzione a quelli che sono i collegamenti, l'idea di poter incrementare i trasporti, ma i trasporti sono legati anche alle materie prime, all'agricoltura e a tutto il comparto. Siamo tutti noi sardi curiosi e in attesa di sapere qualcosa in più, novità, aspettative rispetto ai trasporti, ma siccome c'è il nostro, ripeto, Salvini, ministro, che sta lavorando e si sta adoperando soprattutto per il ponte, per quanto riguarda la difficoltà dei siciliani nei trasporti, sicuramente con la stessa enfasi e lo stesso impegno si adopererà per la Sardegna. Di questo siamo assolutamente sicuri. La nostra presenza della stampa, la stampa sarda in generale, ai 40 gradi percepiti, è stata però remunerata da un vice premier che è sembrato molto tranquillo, molto coeso su quelle che sono le sinergie, ma soprattutto molto convinto di quello che sarà l'andamento poi politico della regione. Il nostro ministro è venuto, ha parlato di politica ma soprattutto del suo lavoro da ministro, che è quello l'argomento della visita. Qualche domanda le è stata fatta, qualche risposta lui ha dato circa la scelta del premier, che sicuramente, ripeto le sue parole, sarà ad opera del governo regionale e quindi di tutti i sardi e non scelta da Roma sicuramente, come ha ripetuto anche il ministro, quindi attendiamo la scelta e ci affidiamo al nostro, in questo caso, segretario di partito. Nel lasciarla al suo lavoro dinamico, oso dire, perché lei non si ferma mai, non mi stancherò mai di ricordarlo anche ai nostri telespettatori, le vogliamo strappare un appuntamento per fine estate, per fare non un punto della situazione, ma per capire gli obiettivi che lei si è prefissata, a che punto siamo. Gli obiettivi stanno andando, non dico stranamente perché dovrebbe andare sempre tutto bene, però in questo momento storico devo dire che stanno andando in maniera regolare bene. Pensiamo al discorso delle cavallette, che ha visto un miglioramento assoluto in termini di quantità, di numero di cavallette, quindi una riduzione, non è quella che noi ci auguriamo, perché noi dovremmo vederla nel giro di 2 anni circa, continuando con questo lavoro e prevedendo però le arature. Dopodiché dovremo vedere sicuramente quello che è il nostro lavoro e il nostro obiettivo, ossia una riduzione tale da non recare più problemi sociali e economici ai nostri agricoltori e allevatori. Quindi già da quest'anno grande miglioramento su questo. Pensiamo al discorso dei 115 milioni di euro per il comparto agricolo richiesti, abbiamo 3 annualità già finanziate e adesso insieme alla direzione andremo a
identificare dove poter mettere questi 23 milioni che ricordo annui, che ricordo siano mancati effettivamente dal governo nazionale tramite le compensazioni. Alla Sardegna non è stato riconosciuto quello che effettivamente mancava, ha pensato il governo regionale ad anticiparlo. Poi chiaramente noi abbiamo le interlocuzioni col Ministero e quindi abbiamo chiesto anche al Ministro. L'apparenza non inganna. Prima il piacere, poi i milioni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Appuntamento di fine settimana nella sala congressi di Manifattura Tabacchi per l'organizzazione di Confcommercio Sud Sardegna in collaborazione con la Federalberghi Operativa nell'area meridionale dell'isola sul tema Liberi di volare, la continuità territoriale che vogliamo. Sono intervenuti il presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Pierluigi Di Palma e l'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro. Ovviamente non si è parlato solo di come cambiare la vita dei sardi che viaggiano, ma di come imporre l'ALT al percorso che potrebbe portare il fondo privato F2I Ligantia ad essere il gestore unico degli scali aeroportuali operativi sul territorio regionale. Nell'appuntamento di questa settimana con Panorama Sardo, grande spazio a quelle che sono le problematiche dei collegamenti, soprattutto in questa occasione aeroportuali. Ne parliamo con uno specialista, si occupa di trasporti, lo fa per la CGIL. Boedu, com'è la situazione, che valutazioni fa della continuità
territoriale che ci accompagnerà fino ad ottobre. Beh, la situazione è a dir poco drammatica. Ci sono problemi sia perché non si trovano posti sufficienti negli aerei, sia per il caro tariffe e soprattutto per le persone non residenti. Prima avevamo un tetto massimo da estivo e un tetto massimo invernale, invece questo l'abbiamo perduto e quindi le compagnie aeree operano un vero e proprio salasso a chi non gode delle tariffe agevolate. E in più c'è un problema di tutti i servizi accessori, si chiama per cambiare o modificare il biglietto, si chiama per avere assistenza e al di là del call center nessuna risposta. Sulla possibile fusione dei 3 scali aeroportuali della Sardegna cosa ne pensa? Su questo siamo stati chiari fin dal primo minuto. Siamo favorevoli all'unificazione in una società di gestione nel nord dell'isola, quindi F2I ha acquisito le quote azionarie sia della società di gestione di Alghero sia di quelle di Olbia e quindi noi facciamo i conti con lo stato attuale. E una fusione potrebbe creare sinergie utili per la regione. Siamo però totalmente contrari alla privatizzazione dello scalo di Elmas Cagliari, che a nostro avviso deve continuare a rimanere pubblico, e qualora la Camera di Commercio volesse andare avanti in questo progetto di vendita delle quote azionarie, noi chiediamo alla Regione Sardegna di acquisire quelle quote azionarie in maniera che l'aeroporto di Cagliari continui a rimanere pubblico e abbia un potere contrattuale ancora più forte con le compagnie e abbia la possibilità di poter operare politiche di sviluppo per la Sardegna integrata e non soltanto per una parte. Boedu, ultima riflessione che dedichiamo alla prossima riapertura dello scalo aeroportuale di Tortolì per i voli charter. Beh, lì possiamo dire è una cosa in più che se si dovesse riuscire a fare in maniera compiuta noi ne saremmo felici, però se questo dovesse compromettere uno sviluppo del porto noi siamo fortemente contrari. La cosa principale per quel territorio, cioè per il sud-est dell'isola, è avere un porto efficiente con tratte che siano dirette da Arbatax verso Civitavecchia e non solo, e in più un abbattimento anche in questo caso delle tariffe. Bertolotti, quanto è difficile richiamare in Sardegna il presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, gli amministratori delegati di Air Italia, di Ita Airway, di Air Corsica? Non è difficile perché sono persone per bene, molto sensibili alle nostre difficoltà ed evidentemente ciò che sta capitando in Sardegna in termini di difficoltà nei collegamenti da e per il continente e in termini di percorso teso alla creazione del monopolio degli aeroporti sardi è un qualcosa che desta attenzioni importanti, è un qualcosa che diciamo deve stare e sta nelle prime pagine delle agende dei decisori nazionali. Il fatto che 6 primi cittadini di importanti città del territorio regionale si siano espressi in favore della fusione, che riflessioni le fa fare? Mi fa fare la riflessione che molti parlano senza conoscere le carte, senza aver contezza di determinati argomenti e soprattutto delle conseguenze che questo potrebbe avere. Mi fa pensare che ci siano tifoserie e non cittadini consapevoli di quello che è la realtà e di ciò che soprattutto nel lungo periodo possa creare. Quali sono i rischi della possibile fusione? Beh, il rischio è consegnare le chiavi di casa a un soggetto privato a cui dovremmo necessariamente poi commissariare le politiche dei trasporti, quindi del turismo, quindi dell'intera economia della nostra Sardegna, quindi non essere più liberi in casa nostra. Il fatto di ritrovarsi come alleato in questa battaglia che la vede protagonista da oltre un anno la Regione, che valutazioni le fa fare? Beh, la valutazione è che questa non può più essere una battaglia di pochi pazzi come eravamo considerati all'inizio, ma deve essere una battaglia di popolo ed è giusto ed è anche conveniente che la Regione Sardegna si schieri in favore di chi voglia difendere il territorio della Sardegna e gli interessi dell'economia del nostro territorio. In questa battaglia avversa alla fusione dei 3 scali aeroportuali principali della Sardegna, Fausto Mura si è affiancato a Alberto Bertolotti dal primo momento. Beh, Federalberghi è stata promotrice fin dal primo momento di questa anomalia. Avere un monopolio degli aeroporti in un'isola è un pericolo che riguarda tutti gli abitanti e tutte le imprese.
vuol dire mettersi in mano a un monopolista privato che è un fondo speculativo e quindi farà delle cose non per creare un volano di sviluppo per l'economia della Sardegna, ma solo per portare degli utili a Milano e a New York, e questo è un grosso pericolo. Tra gli invitati in questo convegno, dove si parla di continuità territoriale, di rigore, l'amministratore delegato di Aero Italia, che ha l'esclusiva dei collegamenti fino a ottobre con il Nord Sardegna. Sì. Siete riusciti a spuntarla? È una grande soddisfazione? Sì, siamo riusciti a spuntarla e siamo molto soddisfatti, perché la Sardegna, come abbiamo sempre detto, per noi è, come dire, un caposaldo del nostro piano industriale. Noi siamo una compagnia che ha fatto della Sardegna e della Sicilia il centro delle proprie operazioni volo, quindi incrementeremo sempre di più la nostra presenza sia in Sardegna sia in Sicilia. Questo è il nostro piano. Come nasce Aero Italia? Sì, Aero Italia nasce da un'idea di due importanti investitori molto attivi in aviazione, non italiani, Mark Burgad e German Efromovic. Diciamo, loro ci dovevano entrare nel mercato italiano. Mister Efromovic aveva anche fatto un'offerta per rilevare all'Italia qualche anno fa. Poi io conosco loro da molti anni e bontà a loro mi hanno chiamato a gestire questo progetto, ed ecco come è nata Aero Italia. L'unica compagnia di bandiera? No, di bandiera nel senso che abbiamo la bandiera bianca, rossa e verde, sì. Siamo l'unica compagnia che è rimasta adesso che, insomma, che in qualche modo richiama i colori italiani. Di fatto siamo l'unica compagnia, una delle 3, diciamo, aerolinee italiane rimaste. Qualcuno ha espresso dubbi sul numero di aeromobili disponibili dalla compagnia Aero Italia. Ma intanto non c'è un numero di aeromobili disponibili, perché Aero Italia ogni mese e mezzo sta aumentando di un aeromobile, per cui, come tutte le compagnie, diciamo, in fase di start-up, gli aeromobili non li puoi prendere tutti in una volta, quindi c'hai bisogno di tempo per fare i phase-in degli aerei. Noi adesso, quando abbiamo iniziato la continuità territoriale, avevamo 5 aerei, adesso ne abbiamo 7. La prossima settimana arriverà un altro aereo ancora, a novembre arriverà un altro aereo ancora e a gennaio arriverà un altro aereo ancora, e quindi arriveremo a 10 aerei. Una compagnia con 10 aerei può serenamente fare la continuità territoriale in Sardegna. Il presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile di Palma ritorna a Cagliari 6 mesi dopo e sono cambiate molte cose. Non si deve più fare la privatizzazione. Ma sinceramente l'idea è non parlare della privatizzazione, ma parlare del diritto alla mobilità dei cittadini europei e quindi anche dei sardi. Evidentemente c'è un percorso della liberalizzazione che pone alcuni quesiti. La liberalizzazione in Europa è stata fatta per costruire l'Europa, quindi una mobilità a basso prezzo che permettesse di accorciare le distanze che vengono evidentemente calcolate non in chilometri ma in tempo di volo in questo caso, quindi la mobilità aerea è l'elemento fondante della comunità europea, in cui evidentemente si sviluppa oggi un libero mercato esagerato che determina prezzi folli e in cui l'intervento pubblico chiaramente è limitato agli OSP, quindi agli oneri di servizio pubblico, ovvero agli aiuti al vettore. Ecco, proprio da qualche mese, anche meno, abbiamo, collaborando con la Regione e l'Università di Sassari, definito un importante disegno di legge e chiaramente noi oggi vogliamo in questo convegno rilanciare proprio l'idea che il diritto alla mobilità si coniuga anche con il costo della mobilità. In questo evidentemente ci sono anche altre discussioni legate evidentemente a come poi gli assetti istituzionali possano aiutare questa mobilità e io credo che anche nell'ambito delle regole comunitarie avere la Regione al proprio fianco nell'ambito di una privatizzazione aeroportuale sia fondamentale e fondante anche quello, proprio perché in questo modo è più facile evidentemente sostenere anche dei voli con l'aiuto pubblico. Ma l'ENAC può bloccare questa fusione? Ma io insisto, non abbiamo interesse a parlare della privatizzazione che segue un suo percorso in ragione anche di un ultimo parere dell'ANAC.
Io non so neanche se questo percorso si è del tutto avviato, se ci sono riflessioni in corso. Sicuramente nel parere dell'ANAC si dice che ci sono 4 soggetti che devono vigilare questo percorso. Bene l'intervento del Ministero che dà forza alla richiesta della Sardegna, anzitutto di creare un fronte comune col governo, con ENAC, per riaprire il confronto in Europa sui criteri che sottostanno alla redazione dei bandi della continuità territoriale. C'è stata, in occasione dell'ultimo bando della continuità territoriale, una sottostima del traffico dei passeggeri residenti e soprattutto paghiamo la penalizzazione di non avere un tetto alla tariffa residenti e lasciare la tariffa libera alle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie è un danno per la Sardegna e un danno per il sistema del trasporto aereo isolano. Credo che ormai l'incremento dei prezzi, del costo dei biglietti aerei sia un fenomeno dannoso e generalizzato in Europa. La Sardegna serve difendersi con gli strumenti che ha a disposizione e ci fa piacere avere il governo al nostro fianco per restituire alla Sardegna quello che in questi anni è stato negato, cioè avere un confronto da pari in Europa così da realizzare i bandi della continuità che siano rispondenti a quelle che sono le esigenze dei sardi, che oggi hanno bisogno, ripeto, di più voli e tariffe e un tetto alla tariffa non residenti. Rivedere chiaramente i volumi del traffico residenti così da poter incrementare il numero dei voli, quindi le frequenze e soprattutto non lasciare al libero mercato la tariffa non residenti. Noi ci auguriamo che il Ministero prosegua in quello che è il lavoro con il tavolo, per così dire, col governo, in modo da valutare tutte quelle che sono le migliori opportunità per presentarci in Europa e ridiscutere i criteri che determinano appunto i volumi di traffico e la parte tariffaria che riguarda i non residenti. Nel corso di questa giornata lei ha presentato il modello sardo di continuità territoriale. Ma il modello sardo per il sistema del trasporto aereo è fatto di 3 pilastri principali. Il primo sono gli oneri di servizio pubblico, per intenderci la continuità territoriale così come la conosciamo, i collegamenti con Roma e Milano dai per i 3 aeroporti sardi con tariffa residenti agevolata, frequenze prestabilite, fasce orarie predeterminate. A questo vogliamo aggiungere l'aiuto diretto ai vettori per l'apertura di nuove rotte che si configura in un abbattimento fino al 50% dei costi delle tariffe aeroportuali e ci proponiamo di sperimentare anche quelli che sono gli aiuti sociali e cioè la contribuzione diretta al passeggero per l'abbattimento del costo del biglietto aereo. Sono riservati solo ed esclusivamente a residenti e a particolari fasce di residenti, così stabilisce i regolamenti comunitari. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Tutto inizia da un amore.
le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Era atteso per martedì 25 luglio il trasferimento delle quote del fondo privato F2I Ligantia alla Camera di Commercio di Cagliari. A quanto pare tutto è rinviato a giovedì 3 agosto. Perché? Sì, oggi in giunta si discute l'acquisizione da parte della Camera di Commercio delle quote del fondo F2I Ligantia. Per quanto riguarda la delibera finale occorrerà attendere il 3 agosto in quanto il terzo valutatore indipendente che il codice civile impone in operazioni di questo tipo deve aggiornare la sua perizia con i valori al 30 di giugno, essendo trascorsi più di 6 mesi dalla perizia eseguita su dati risalenti al 31/12/2022. È unicamente un problema tecnico, ma di fatto è stata fatta la settimana scorsa una pregiunta e all'unanimità il progetto è stato condiviso. In parole semplici, che cosa accadrà dal 3 di agosto in poi? Dal 3 agosto in poi accadrà che, fatte salve ovviamente tutte le autorizzazioni, quindi il parere della Corte dei Conti, del Ministero dei Trasporti, la verifica della Golden Power da parte della concorrenza sul mercato, ecco, quindi chiuse queste autorizzazioni, accadrà che la Camera di Commercio diventa l'azionista di maggioranza della nuova holding che deterrà i 3 aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero. Azionista di maggioranza, cioè le stesse quote detenute dai fondi F2I. Insieme alla Fondazione di Sardegna, invece, la Camera di Commercio deterrà la maggioranza assoluta delle quote dei 3 aeroporti. Quindi mi fa sorridere, ci fa sorridere tutti coloro che parlano di privatizzazione, è esattamente il contrario. Questa è una pubblicizzazione dei 3 aeroporti che porterà efficienza nella gestione degli stessi, a beneficio dei sardi e a beneficio della Sardegna. Ho un po' la sensazione che quanto si sta dicendo, stravolgendo non solo la verità, ma soprattutto la realtà, sia da parte di qualcheduno per mascherare l'insuccesso della continuità territoriale e dei progetti sulla continuità territoriale, da parte di qualchedun altro forse la perdita di qualche poltrona, da parte di qualcun altro ancora purtroppo il vecchio concetto che non potendo fare non si lascia neanche fare. Questo è uno dei grandi progetti per la Sardegna e per i sardi. La Camera di Commercio
seriamente e correttamente intenzionato a portare avanti questo progetto. Nell'ultimo anno Maurizio De Pascale si è ritrovato nell'occhio del ciclone, si è ritrovato contro il primo quotidiano della Sardegna, la prima televisione privata, la Regione, Confcommercio Sud Sardegna e Federalberghi Sud Sardegna. Oggi si parla anche di sindacati, un giornale nazionale, Il Fatto Quotidiano, Sardinia Post. Quanto coraggio ci vuole per continuare ad andare avanti? Ma guardi, a seguito della riforma Renzi, chi lavora per la Camera di Commercio non ha diritto neanche a un gettone di presenza. È la passione per questa terra che porta non solo me ma tutta la Giunta ad operare. Vede, io riscontro qualcosa di molto singolare in quanto sta accadendo. Lei ha citato il quotidiano, l'Unione Sarda e anche le testate televisive. No? Ebbene, in Camera di Commercio non c'è stata una telefonata, una visita da alcun giornalista per chiedere esattamente cosa stesse accadendo nella realtà e avere quindi non la posizione, ma esattamente quanto la Camera di Commercio stesse facendo per questo progetto. Allora, da dove provengono le informazioni a quei giornalisti che oggi parlano di privatizzazione, parlano di svendita? Addirittura in uno degli ultimi articoli ho letto che la Regione scenderebbe da una quota del 20% detenuta attualmente in Geasar. La quota detenuta in Geasar dalla Regione oggi è pari all'1,59%. La quota della Regione attraverso la SFIS detenuta su Cagliari è il 4,68%. Allora tutti coloro che dicono che deve restare pubblico, a cosa si riferiscono? Probabilmente non alla Sardegna. Allora, vede, di fronte ad affermazioni che travalicano la realtà, affermazioni totalmente false, io ringrazio questa emittente indipendente perché vuole approfondire i temi che si possono dibattere tranquillamente. Io ho discusso con l'assessore Moro, al quale insieme ovviamente al Presidente della Giunta ho inviato nell'ultimo mese 2 PEC dando la disponibilità di incontrarli. Ho chiesto quali fossero le modifiche a questo progetto che la Regione intendesse apportare per migliorarlo. Ho chiesto se ci fossero altri progetti per i sardi e per la Sardegna e ho ricevuto silenzio totale. Ovviamente parlo di PEC perché tutto questo deve restare agli atti. Vede, quando i sindaci dei territori, che sono la massima espressione dei cittadini, si dichiarano a favore di questo progetto, questo ci conforta molto. Ma lei pensa veramente che si possa continuare a trattare e negoziare con le compagnie aeree con la forza del singolo aeroporto? Ed Alghero è esattamente la prova del contrario di quello che ho sentito. Se Alghero continuasse a restare un aeroporto da 1,5 milioni, 2 milioni di passeggeri l'anno, è preda delle compagnie aeree, soprattutto low cost, che impongono loro le tariffe. Ma lei pensa che una capacità negoziale invece di 15 milioni di passeggeri non possa veramente determinare la differenza per i sardi e per coloro che vogliono venire in Sardegna? Certamente sì. Allora questo è il motivo per il quale questo progetto deve andare avanti per il bene di tutti i sardi e non per i particolarismi. Un altro fatto singolare è la settimana scorsa sono stato invitato ad un convegno con la presenza del segretario nazionale della CISL. Abbiamo parlato anche di aeroporti e il segretario nazionale e il segretario regionale, che ieri ha firmato una dichiarazione congiunta contraria, di fronte ai loro iscritti hanno manifestato la condivisione del progetto. Allora io credo che dietro tutto questo ci sia molta ideologia, molto populismo,
Posso capire che siamo ormai in campagna elettorale, ma proprio per questo chi si vuole candidare a guidare la Sardegna deve farlo in maniera seria, studiando, approfondendo, capendo i progetti e non lasciandosi trascinare dal consenso immediato. Fra l'altro consenso tutto da verificare. Grazie davvero Maurizio De Pascale. Come cultura, come tradizione di Tele Sardegna e di Panorama Sardo, noi in questa trasmissione vi abbiamo dato le valutazioni e le riflessioni di chi è contrario alla fusione e le valutazioni di chi sta portando avanti la fusione. Grazie De Pascale. Grazie a voi. In collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.